pomeriggio a tutte e a tutti. Iniziamo oggi il secondo ciclo seminariale del percorso CLIP, Conversazioni di lavoro e impiego pubblico. Sono Anna Zilli, normalmente dall'Università di Udine, adesso in trasferta e quindi CLIP diventa già un prodotto internazionale. Sono davvero lieta di essere qui e di poter dare avvio a questo nostro secondo anno di progetto. Prima di iniziare vorrei brevemente ricordare le caratteristiche di CLIP, che cosa ci ha portato fino ad oggi a raccoglierci in questa comunità virtuale e reale degli studiosi del lavoro pubblico, privatizzato e non, e vedere anche come siamo cambiati in un anno di seminari online. Ricordo brevemente che la prima edizione, che ci ha visti riuniti l'anno scorso, è stata un progetto di 10 incontri che hanno coinvolto 16 atenei con una vasta numerosità di relatori, i quali si sono riuniti in un'ottica di coralità. Abbiamo lavorato insieme dalle sedi locali, in un'ottica di pluralità e pluralismo, coinvolgendo colleghi anche studiosi del diritto amministrativo. Abbiamo lavorato con un intento genuinamente didattico, perché siamo nati durante la pandemia con l'idea di sfruttare i benefici dell'online e oggi possiamo mettere a frutto l'esperienza acquisita. In questo senso, CLIP 2 cresce rispetto all'edizione precedente e fa dei passi avanti. Quali sono? L'online l'abbiamo ritenuto uno strumento potente e l'abbiamo confermato, ma ci siamo voluti regalare l'opportunità di incontrarci. Sin d'ora, e lo si vede già in locandina, CLIP si va a concludere in presenza in formula blended, che può essere seguita anche da remoto, a Udine il 7 giugno dell'anno prossimo. Ancora, abbiamo voluto lavorare sulla didattica e ci fa davvero piacere segnalare che CLIP è da quest'anno un corso di aggiornamento che eroga crediti universitari previo esame finale e che è inserito anche nel percorso di PA 110 e lode. Questo perché nella nostra vocazione di didattica riferita a questo corso, la parte di aggiornamento è stata ritenuta una parte importante. Ma la didattica non è ovviamente l'unica missione di CLIP, che è anche un progetto di ricerca. In questo senso sono lietissima di segnalare che è già uscito il primo dei 2 volumi riferiti al primo anno di attività e quindi al reclutamento riformato e che è in preparazione il secondo volume. Quindi entro la fine dell'anno avremo a stampa i contributi importanti dei colleghi e delle colleghe che hanno partecipato all'edizione l'anno scorso e ci ripromettiamo di continuare in questo percorso di comunicazione non solo online ma anche in forma scritta. In questo senso, CLIP allora è arrivato alla sua seconda edizione e merita di trovare uno spazio nei pomeriggi di questi mercoledì mensili. Allora, brevemente segnalo, ma lo dirà meglio di me il professor Boscati tra poco, che il tema di quest'anno è la professionalità fra legge e contratti. Sono sempre coinvolti 10 atenei, abbiamo sempre 10 incontri, quest'anno coinvolgiamo ancora più atenei, per cui la rete si allarga. CLIP mantiene la sua impostazione corale, plurale, pluralista e la rinforza. Sui temi sono felice di introdurre il professor Boscati, che è l'altra anima della curatela e del coordinamento di CLIP e al quale cedo volentieri la parola. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, per me è un piacere e un onore iniziare questa seconda esperienza di CLIP. È ancora più un onore avere 2 ospiti illustri per iniziare questo pomeriggio, il professore Luigi Fiorillo dell'Università Partenope e dell'Università Federico II di Napoli e il professore Nicosia dell'Università di Catania. Il tema è il tema professionalità tra legge e contratti, è un tema che si pone in continuità col tema affrontato l'anno scorso, che era il tema del reclutamento,
e che quest'anno assume una propria centralità, perché quest'anno che sarà l'implementazione di quelle che sono le norme legislative, le norme del contratto collettivo funzioni centrali già sottoscritto e dei sottoscrivendi, passatemi questo brutto termine, contratti sanità, contratti funzioni locali, mentre a quanto so quello enti di ricerca è un po' più indietro. È un tema importante ed è un tema che coinvolge molteplici piani, un piano organizzativo, un piano lavoristico e anche un piano di tipo relazionale. E nelle giornate, nei 10 incontri, oggi il primo formalmente è un tema, un incontro ospitato dall'Università degli Studi di Milano, alla quale appartengo, dicevo, in questi 10 incontri si snoccioleranno tutte quelle che sono le questioni, a nostro modo di vedere, più rilevanti in materia. La giornata di oggi che finalità? Ha la finalità di inquadrare a livello generale quelle che sono le molteplici problematiche che il tema della professionalità pone. Un tema della professionalità che nel settore pubblico è sempre stato centrale e sarà sempre centrale, e sotto questo profilo al professore Fiorillo abbiamo chiesto così di farci da par suo un inquadramento così di carattere generale e sistematico di quello che ha voluto dire, vuol dire il passaggio dal concetto di qualifica al concetto di categoria, nel senso di categoria definita secondo quello che sono le definizioni della contrattazione collettiva, e quindi con il passaggio anche dal diritto amministrativo al diritto del lavoro, e soprattutto accentrando su un tema, il tema o la nozione, per meglio dire, di equivalenza delle mansioni, che è un tema centrale, rispetto al quale probabilmente il privato per la prima volta ha copiato il pubblico, perché quello che vedremo essere oggi la disciplina del privato è in definitiva l'attuazione o il recepimento di quello che nel settore pubblico è stato adottato qualche tempo prima. Ed in questo contesto sicuramente il contratto collettivo, lo dicevo poc'anzi, ha un ruolo centrale. Contratti collettivi che sotto questo profilo forse non seguiranno, ma sentiremo meglio il nostro ospite, quello che è il principio dell'effetto fotocopia, ma che è la conseguenza del fatto che i segni di inquadramento comunque nelle varie realtà del settore pubblico presentano degli elementi di diversità. E sicuramente connesso a questo aspetto e a questo tema del nuovo sistema di inquadramento c'è tutta l'ampia tematica molto affascinante, molto in parte anche, come dire, complessa, che riguarda le nuove famiglie professionali. Le famiglie professionali in luogo di quelli che erano i precedenti profili professionali, qua vedremo un po' il passaggio ed anche l'evoluzione, in un'apertura di ruolo al contratto collettivo integrativo che deve definire anche tutta la tematica delle competenze. Qua vedremo famiglie pensate in orizzontale, ripensate ultimamente in verticale, ma insomma questo presenta sicuramente delle suggestioni molto rilevanti anche per quanto concerne il rapporto che questo ruolo del contratto collettivo integrativo assume o deve assumere rispetto a quelli che sono i profili organizzativi. E qui mi ricollego all'ultimo profilo, cioè al profilo relativo al come tutta questa disciplina relativa al tema inquadramento, professionalità, si innesta in quello che è il nuovo piano integrato di attività di organizzazione, cioè il PIAO. PIAO che sicuramente assume un rilievo centrale, non di meno di ieri la circolare della funzione pubblica, con la quale si dice che proprio nella definizione di questo PIAO vanno valutati quelle che sono delle attività
passando questo termine, smartabili, perché le economie di spesa le possiamo distribuire, o meglio gli enti le possono distribuire sul personale come accessorio. Credo che questo sarà un altro campo in cui insomma, i sindacati si mobiliteranno per cercare di individuare quelle che sono le soluzioni più utili in relazione alle amministrazioni. E poi a Gabriela Nicosia, professoressa dell'Università di Catania, insomma, abbiamo chiesto di affrontare un tema a lei caro e a me caro, che è il tema della dirigenza pubblica, ma soprattutto quello che la professoressa Nicosia svilupperà è la dirigenza pubblica in una doppia prospettiva con riguardo alla professionalità, e questo è sicuramente un aspetto di estremo interesse, cioè la professionalità nella prospettiva del cosa significa con riguardo al dirigente, e quindi qua tutta la tematica, scissione, contratto di incarico, tutto quello che ne segue, e poi l'altro aspetto altrettanto importante e forse più importante perché meno studiato in linea generale, quello del dirigente che valuta la professionalità dei propri dipendenti, o meglio dei dipendenti assegnati al proprio ufficio, perché molte volte noi ci troviamo di fronte a quelle che sono mere clausole di stile. Ci troviamo di fronte a norme del 150 del 2009 che sì, indicano quelli che sono criteri di valutazione, ma valutazione della prestazione una volta resa, non tanto la valutazione del che cosa un dipendente dell'ufficio sappia fare o non sappia fare al fine dell'attribuzione di certi compiti. E quindi questo tema, che ad oggi è un tema in larga parte inesplorato, è quello che noi abbiamo chiesto alla collega Nicosia di affrontare, di approfondire. Quindi diciamo, le questioni che già emergeranno dalle due lezioni magistrali introduttive di oggi sono degli scenari di estremo rilievo, che ci forniranno le coordinate poi per analizzare nel dettaglio tutti quelli che sono i singoli temi demandati alle singole sessioni delle singole università. Io non ho null'altro da aggiungere se non ringraziare sentitamente e sinceramente, ma sentitamente, sinceramente rafforzato i due ospiti che hanno voluto insomma, accettare l'invito, direbbe Maria De Filippi, cioè di essere oggi presenti. Due maestri, anzi un maestro e una maestra, perché altrimenti voglio dire, qua io subito nel genere cado, del lavoro pubblico e dei temi dell'inquadramento e della professionalità in particolare. Ragion per cui io immediatamente termino questo mio parlare, e non voglio assolutamente togliere tempo al primo dei due relatori, il professore Luigi Fiorillo, che ringrazio nuovamente e al quale con immenso piacere cedo la parola. Grazie Luigi, e siamo qua tutti ad ascoltarti con le orecchie da Dumbo, cioè tutte aperte per ascoltarti al 100%. Grazie. Bene, buonasera, buon pomeriggio a tutti e a tutte e a tutti, come è ormai regola sottoscrivere, e ringrazio moltissimo gli organizzatori perché è un'occasione molto interessante per affrontare un tema sempre più di grande attualità, che è quello appunto della professionalità nel lavoro pubblico, che sicuramente costituisce uno degli aspetti più qualificanti del dibattito, finalizzato a migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione, dibattito che si caratterizza oggi in modo molto più significativo e rilevante in ragione della enorme possibilità che abbiamo, che l'Italia ha, gestendo i fondi europei, di poter tentare, si spera in modo significativo e non dico definitivo ma sostanziale, una riforma della pubblica amministrazione. Non è casuale, quindi faccio un piccolissimo riferimento all'attualità della riforma della pubblica amministrazione, che nel PNRR, che è il piano condizione per ricevere gli enormi finanziamenti che purtroppo in ragione
della pandemia l'Europa ha messo a disposizione, l'Italia è tra i maggiori fruitori, e rientra la riforma della pubblica amministrazione tra quelle cosiddette orizzontali o di contesto, cioè quelle che devono caratterizzare tutte le varie mission del piano. E non è casuale che entrambe queste riforme riguardano in generale la pubblica amministrazione e in particolare la riforma della giustizia. Del resto questo problema dell'efficienza dell'apparato pubblico era noto all'Europa. Non è casuale che nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2019 la Commissione aveva invitato l'Italia, ancor prima di tutti gli eventi che hanno caratterizzato il PNR, ad intervenire sulla pubblica amministrazione, mettendo in evidenza che cosa? La necessità di migliorare i servizi e creando due condizioni prodromiche, indicando una è quella della appunto la competenza dei dipendenti pubblici, e quando si parla di competenza, come vedremo in questo mio riflessione, è strategico tutto ciò che riguarda l'inquadramento e quindi i criteri di organizzare e classificare il personale. Competenza che è fondamentale appunto per migliorare la qualità dei servizi, e quindi non è casuale che appunto il piano, come ho detto, del PNRR affronta questo tema e parte proprio dall'esigenza di valorizzare la persona, quindi nel caso di specie il pubblico dipendente. Si sottolinea nel PNR che sulle persone si gioca il successo del PNR, ma di qualsiasi politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese, e anche il piano ripercorre la necessità della gestione del personale per competenze, poi vedremo che cosa significa, e nella adozione di sistemi di gestione delle risorse umane che siano idonee nei confronti dei dipendenti più capaci e motivati a tenerne alta la motivazione. Quindi questa valorizzazione del capitale umano è il fil rouge che connota tutti questi interventi, che, come vedremo, grazie proprio alla tempistica del PNR, forse in Italia per la prima volta nella riforma del lavoro pubblico conosciamo dei tempi strettissimi, molto conseguenziali, soprattutto nell'ultimo periodo, a partire da quel primo intesa con le organizzazioni sindacali del 2021, per arrivare poi, farò una carrellata rapida delle novità che ci interessano, soprattutto sotto il profilo organizzativo, perché questa forse è la chiave di volta più interessante per avere un corretto approccio al tema della professionalità del pubblico dipendente. E io, fatta questa premessa che rende evidente l'importanza, appunto, come dicevo, del fattore umano, ho seguito l'indicazione che il professor Boscati e la professoressa Arzilli mi hanno dato quando mi hanno fatto l'onore di invitarmi a questa prima lezione introduttiva di questo ampio corso, questo ampio, lungo e meditato dibattito che ci sarà su questi temi, partendo appunto dal diritto alla qualifica alla equivalenza delle mansioni. Non è diciamo casuale, secondo me, questa scelta introduttiva, e mi fa piacere che sia stata fatta, perché proprio all'inizio di tutta la mia esperienza, nel lontano 1977, quando ho scritto, collaborando col professor Treu e col professor Tosi, un commento alla legge sul parastato, mi sono occupato della qualifica, di quella che la novità del tempo, che era la cosiddetta qualifica funzionale, questa esigenza del lavoro pubblico di rincorrere un po' le regole che avevano caratterizzato, che grazie allo statuto hanno modificato il sistema e i criteri di inquadramento nel settore privato, che tanta difficoltà hanno trovato nel settore pubblico a prendere piede, e come vedremo, nonostante la contrattualizzazione del rapporto. Nell'impiego pubblico governato dalla normativa di matrice pubblicistica esisteva il diritto alla qualifica. Il riferimento che faccio con le poche righe che vi leggo è l'articolo 31 del testo unico del numero 3 del 57, testo unico che
non è più applicato al lavoro pubblico privatizzato contrattualizzato, come suol definirsi, ma che è tuttora vigente, è norma che regola l'inquadramento del personale pubblico non oggetto della riforma. Quindi è anche significativo fare questa sottolineatura, perché è una regola che permane nel nostro ordinamento. L'impiegato ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge. Può essere destinato, non so se ho capito bene. Può essere destinato a qualunque altra funzione, purché corrispondente alla qualifica che riveste e al ruolo cui appartiene. Questo è quando speciali esigenze lo richiedono, l'impiegato può temporaneamente essere destinato a mansioni di altra qualifica. Quindi, come vedete, è una indicazione normativa distante anni luce da quella che è l'attenzione che da tempo si fa all'effettività della prestazione. E devo dire che per quanto sia radicato nel lavoro pubblico questo concetto della qualifica e quanto sia stato difficile poi sostituirlo con l'attenzione all'attività effettivamente espletata, lo si ricava anche dalla prima legge delega della riforma del rapporto di lavoro, quando nel 92 si è avviato il processo di contrattualizzazione. Praticamente l'articolo 56, nonostante il sistema delle fonti avesse indicato espressamente che la disciplina codicistica del lavoro privato e quindi l'articolo 51 avesse indicato espressamente la diretta applicazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori al lavoro pubblico contrattualizzato, nella conservare una peculiarità del settore pubblico, quello appunto sull'effettività, sulle mansioni di fatto, che ho visto sarà oggetto anche di una giornata di riflessione in questo corso. L'articolo 56 conserva l'impostazione pubblicistica, specificando che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nei quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Quindi permane, nonostante l'avviata riforma, la qualifica intesa come modalità formale ed astratta di classificazione del personale, derivante dalla famigerata pianta organica predefinita e immodificabile. Questo bisogna non dimenticarlo, perché la pianta organica non si può modificare con gli ordinari atti di gestione, quindi resta sempre privilegiata rispetto alla rilevanza dell'attività effettivamente espletata, che nel settore pubblico non trova ingresso. Bisogna aspettare la seconda privatizzazione, quella che ha visto come protagonista Massimo D'Antona. Qui ogni volta che io parlo di lavoro pubblico, purtroppo dall'anno della disgrazia, mi fa piacere ricordarlo, perché così in questo modo resta sempre tra di noi. Ebbene, dobbiamo a quel gruppo di lavoro degli anni 97-98 la fine, il passaggio formale dal diritto alla qualifica all'equivalenza delle mansioni, perché l'articolo 56 del decreto 2993, che poi rinumerato è oggi l'attuale articolo 52 del decreto legislativo 165 del 2000, dopo quasi 30 anni dall'entrata in vigore delle modifiche al 2103 ad opera per lo statuto, stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, e poi fa delle specificazioni ulteriori, comportando così la scomparsa del riferimento alla qualifica di appartenenza, e di conseguenza si passa dalla logica formale della qualifica a quella fattuale delle mansioni. E quindi trova ingresso per la prima volta nel settore pubblico il concetto di equivalenza professionale, che per la prima volta viene inteso come parametro di tutela sia dell'attività effettivamente espletata dal dipendente, e sia come indicatore di quel legittimo esercizio da parte del datore di lavoro dello ius variandi, del suo diritto di variare unilateralmente l'oggetto della prestazione, e quindi soprattutto diciamo, regolamentare l'aspetto dinamico del rapporto. E qui c'è una novità importante, una sensibilità
importante, che poi, come ha accennato il professor Boscati all'inizio di questa sua presentazione, costituisce uno dei pochi esempi di recupero di norme di matrice pubblicistica nell'ambito del diritto del lavoro, perché la norma che stabilisce il principio di carattere generale non dà un riferimento astratto alla nozione di equivalenza, cosa che invece ha caratterizzato per 45 anni la disciplina nel settore privato, ma indica un preciso parametro per accertare il rispetto ai fini del confronto tra vecchie e nuove mansioni dell'equivalenza, in quanto fa un rinvio alla fonte collettiva, che ha la possibilità, attraverso l'inserimento di più tipologie di attività nella stessa area di inquadramento, di tipizzare le ipotesi nelle quali differenti mansioni sono considerate equivalenti. Questo è un passaggio molto importante, un passaggio, e lo capiamo anche dalle querelle interpretative e soprattutto dal contenzioso enorme che ha caratterizzato il settore privato, quando una nozione di equivalenza è a clausola generale, quindi opinabile, interpretabile, evidentemente non si ha certezza gestionale e può essere sempre presa in diciamo, oggetto di interpretazioni la valutazione ex post. Sì, tra l'altro l'importanza del richiamo al contratto collettivo è fondamentale, perché nel sistema della inderogabilità del diritto del lavoro è evidente che se una norma inderogabile introduce il sistema dell'equivalenza e non fa alcun rinvio al contratto collettivo, il contratto collettivo, se tipizza una mansione equivalente rispetto ad un'altra, è suscettibile di invalidità da parte del giudice perché è contraria a norma inderogabile. Se invece la norma inderogabile, imperativa, qualifica e abilita la contrattazione collettiva a tipizzare le fattispecie proprie del precetto e fa salire la valenza e il rispetto del contratto collettivo, che in questo modo diventa lo strumento per qualificare il tipo di equivalenza. Quindi è un passaggio molto importante, molto qualificante, che è stato poi recepito appieno nella nuova formulazione dell'articolo 2103 del codice proprio nel settore privato. Le conseguenze, tornando però, ecco, io vorrei evitare, parlando di fare parallelismi, questo è l'unico parallelismo che farò col settore privato, perché ormai il pubblico, anche se come io sostengo un po' da tempo, ha creato un diritto del lavoro speciale, insomma, però è un diritto del lavoro di matrice civilistica, di matrice contrattualistica, che però ha una sua peculiarità, quindi voglio dire, i parallelismi possono essere utili sotto il profilo per capire un po' l'evoluzione normativa, ma ormai il lavoro pubblico contrattualizzato ha una sua identità, piaccia o no, ma insomma si è abbandonato un po' il concetto di un'unificazione normativa. C'è un diritto del lavoro che in parte è uguale, in parte ha delle specialità per il lavoro pubblico. E cosa voglio dire? Che, chiusa questa piccola parentesi, il contesto normativo appena accennato ha incominciato a avere i suoi effetti sulla contrattazione collettiva, perché il sistema di classificazione del personale abbandona il modello di inquadramento delle qualifiche funzionali, che era un interregno tra il diritto alla qualifica e l'effettività della mansioni, che ha caratterizzato tutte le tornate contrattuali, e introduce l'ordinamento professionale a fasce larghe, cioè si tratta di un modello di inquadramento che tra l'altro, per una peculiarità del lavoro pubblico, che anche quella a dimostrazione dell'ottima organizzazione di questi incontri, questa serie di incontri, sarà oggetto di approfondimenti specifici, la progressione di carriera, cioè la crescita professionale del dipendente pubblico nell'organizzazione del lavoro ha una sua peculiarità, perché si distingue tra una progressione in verticale tra aree professionali e una progressione all'interno delle aree. Quindi, in ragione dell'articolo 52 della nuova formulazione, si avvia questo discorso di un modello di inquadramento che è incentrato, vedremo, per 20 anni è rimasto solo sulla carta questo sistema, lo dico prima, sulle competenze professionali.
Questi modelli sono dei contenitori giuridici ampi all'interno dei quali vi è una tendenziale equivalenza sul piano giuridico e dei contenuti mansionistici, e le differenziazioni sono determinate dal livello di professionalità che il personale acquisisce e concretamente esplica nel proprio contesto lavorativo. Quindi attenzione a ciò che fai, con una costruzione teorica fatta dal contratto collettivo, in cui si prevedono anche come queste differenziazioni possono verificarsi a parità di inquadramento, e che sono correlate strettamente ai contesti organizzativi e alle competenze professionali. Quindi nascono le cosiddette progressioni economiche, quindi la previsione di avanzamenti retributivi correlati all'accrescimento delle competenze professionali, l'affidamento di incarichi di responsabilità all'interno di queste aree che comportano incarichi di posizione organizzativa, e poi i profili professionali all'interno dei quali vengono diciamo collocati poi i lavoratori. Questa costruzione teorica, qui c'è uno studio molto interessante, delle analisi fatte dall'ARAN, hanno dimostrato come queste analisi, all'introduzione di questi nuovi modelli, non ci sia stata una effettiva diffusione di modelli di gestione basati sulle competenze, né tendenze significative ed apprezzabili per un cambiamento in questa direzione. I nuovi modelli praticamente costituiscono un'opportunità mancata del criterio di inquadramento, cioè già nella previsione dei primi contratti collettivi successivi, quelli degli anni, fine anni dello scorso secolo, primi anni 2000, che sono stati sottoscritti in materia, avevano in nuce le condizioni per creare un nuovo criterio di inquadramento, ma questo non ha fatto seguito un principio effettivo. Sempre ripercorrendo queste analisi molto interessanti che fa l'ARAN, nelle esperienze concrete è prevalso un approccio sempre di tipo tradizionale nella gestione del personale, rimasta ancorata a concezioni e modelli operativi che vedono la gestione con un ruolo minimale di funzione deputata ad amministrare il rapporto giuridico con il personale, preoccupata unicamente della conformità giuridica ed impegnata in attività e compiti di natura amministrativa. Quindi culturalmente non ha trovato ingresso i principi che la contrattazione collettiva aveva comunque introdotto, e comunque c'era la possibilità di un rimpallo con la legge di tipo autorizzatorio che l'avrebbe legittimata ad operare in modo più incisivo, ma questo non c'è stato. C'è stata anche una grave responsabilità della contrattazione collettiva integrativa, il secondo livello di contrattazione, che non ha determinato delle spinte innovative. Su questo anticipo già la novità che invece caratterizza questa tornata contrattuale, lo diceva il professor Boscati all'inizio della sua introduzione, dell'importanza e del riconoscimento del ruolo che avrà la contrattazione collettiva di secondo livello nei nuovi criteri di inquadramento. Tornando a noi, che cosa è successo cioè più che a noi, tornando storicamente al mancato ruolo della contrattazione di secondo livello, gli attori negoziali si sono concentrati molto sugli aspetti retributivi, i nuovi istituti sono stati visti e concepiti in termini distributivi, cioè come uno strumento per redistribuire retribuzione, prescindendo da tutto il contesto di differenziazione delle professionalità e delle competenze, e non c'è nessuna rimando alle questioni di sviluppo organizzativo, alle dinamiche virtuose dell'organizzazione. Quindi diciamo le prassi operative sono state sempre l'attribuzione generalizzata dei benefici retributivi, il ricorso ampio ad automatismi per disciplinare l'accesso a questi benefici, l'anzianità,
la presenza in servizio, cioè quelli che sono degli elementi connaturati alla vita lavorativa, quale l'anzianità di servizio, la presenza in servizio o il titolo di studio in quanto tale, diventano modi per redistribuire, diciamo, quegli elementi retributivi che dovevano invece premiare e diversificare le professionalità. E poi c'è un'enfasi sulle conoscenze di tipo scolastico. Più che competenze professionali si sono viste, l'attenzione è stata attratta dal titolo di studio in quanto tale. Questa è un po' la situazione rapidissima, poi ci sono degli studi molto approfonditi che potete trovare sul sito dell'ARAN che mettono in evidenza queste caratteristiche. Diciamo la contrattazione, l'immobilismo che è durato tantissimi anni è un po' anche colpa del blocco della contrattazione collettiva. Sappiamo tutti che grazie all'intervento del legislatore, la crisi economica, c'è stato un blocco della contrattazione che è durato molti anni, sbloccato da un intervento della Corte Costituzionale, ma insomma evidentemente questa durata, questo tempo di questo stand-by, questo stato di inquiescenza della contrattazione ha fatto bene, nel senso che dopo anni di sostanziale immobilismo si è un segnale interessante e proprio nasce con la tornata contrattuale del 2016-18. Perché? Perché si è deciso di istituire una commissione paritetica sui sistemi di classificazione che sono entrati al centro del dibattito della tornata contrattuale per garantire l'ottimale, sto leggendo la finalità, bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali degli enti con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti. Quindi c'è questo interessante collegamento tra le esigenze organizzative e la professionalità dei dipendenti, e infatti tutti i contratti, la tornata contrattuale non produce nulla di costruttivo, però è significativo, e qui io ho voluto segnalare quello che dicono i contratti collettivi sia di funzioni locali, centrali, sanità e ricerca, sono tutti uguali da questo punto di vista. Si prevede la revisione dell'attuale classificazione del personale, la necessità di individuare professionalità che necessitano di una peculiare regolamentazione e individuare strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento. Questo è lo stato dell'arte della contrattazione collettiva. Poi in questa mia, diciamo così, articolazione di presentazione generale, un interessante nel dramma della pandemia che abbiamo vissuto, le vicende appunto drammatiche legate alla pandemia hanno dato un grande impulso, come dicevo all'inizio, al processo di riforma dell'amministrazione che, come ho evidenziato, hanno come comune denominatore la valorizzazione del capitale umano pubblico. E a questo proposito è interessante, qui ho cercato di fare una riflessione il più possibile attuale, anche per diciamo, fornire uno strumento informativo che ritengo sia comunque utile, forse di più di quelle che sono le nostre riflessioni come presunti conoscitori della materia. Il rapporto del Comitato Scientifico per la Valutazione, leggo l'esatta denominazione di questo comitato: il Comitato Scientifico per la Valutazione dell'impatto delle riforme in materia di capitale umano pubblico, e questo la dice lunga e ci fa capire quanto sia diventato centrale il concetto della professionalità e della valorizzazione del capitale umano, che è stato istituito dal Ministro della Pubblica Amministrazione proprio nel 2022, proprio per verificare lo stato dell'arte dell'attuazione di questi necessari interventi che sono vitali perché non ce lo dimentichiamo mai, non solo legittimano l'erogazione del denaro, delle somme stanziate dall'Europa, ma
il mancato rispetto, è chiaro qui la normativa vigente, comporta l'obbligo della restituzione, quindi non si può scherzare su questo. E infatti secondo me questo è un po' la ragione di una tempistica molto, molto stretta che fa seguito dal 2020-21 in poi. Questo rapporto pubblicato nel 2022 mette in evidenza che gli interventi prioritari che sono già stati attuati e riguardano la valorizzazione del capitale umano hanno due direttrici. La prima riguarda le procedure di accesso e di reclutamento. Questo io lo voglio dire perché cioè non voglio ripercorrere, l'avete già affrontato, mi sembra l'anno scorso, tutta questa tematica interessantissima, però la professionalità, l'effettività della garanzia di un sistema veramente professionale, secondo me parte dal basso, deve partire da come si recluta il personale, e quindi ho voluto sottolinearlo questo in questa riflessione un po' di carattere generale. E la seconda riguarda l'organizzazione, lo ripeto, la valorizzazione del capitale umano, e si riferisce in particolare allo sviluppo delle competenze dei pubblici dipendenti e ai conseguenti percorsi di carriera. E qui quindi diciamo si inserisce un altro elemento centrale che forse ci fa sperare, forse per la prima volta, insomma, con una speranza in positivo sull'effettività delle riforme che si avviano alla pubblica amministrazione, e cioè l'importanza di affrontare la gestione, l'organizzazione della pubblica amministrazione. Le regole in sé non bastano se le regole, le gambe glieli dà alla legge, alle regole per la loro attuazione glieli dà l'organizzazione, che soprattutto nel lavoro pubblico, perché è un'organizzazione che ha sempre rincorso un po' quelle che erano le regole formalmente individuate. E mi voglio riferire a questo sistema molto interessante istituito dall'articolo 6 del decreto legge 80/2021, che è convertito poi nella legge 113 del 2021, che sul PIAO, il piano integrato di attività e organizzazione. Che cos'è questo? Qual è innanzitutto la finalità? La finalità è quella di assicurare qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, e è quella di queste finalità fanno parte di un piano unico, cioè un piano che accomuna tutti gli interventi, tutte le regole. In particolare ci sono prima del PIAO le pubbliche amministrazioni erano chiamate ad intervenire con un piano dei fabbisogni, un piano delle azioni concrete, il piano della razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, il piano per l'attuazione del lavoro agile, il piano delle performance, il prevenzione della corruzione, il piano di azioni positive. Ebbene, il PIAO è un piano unico, è una programmazione che raccoglie tutte queste finalità e che va adottato di durata triennale, va implementato annualmente e impone anche una modalità di monitoraggio degli esiti con cadenza periodica, incluso la valutazione degli impatti sugli utenti, anche attraverso le rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti, nonché sulle modalità di monitoraggio dei procedimenti. Questo è molto importante. Io mi sono dilungato su questi aspetti in mia riflessione che ho fatto sulla pubblica amministrazione, perché è fondamentale questo passaggio, sia di vedere l'opinione degli utenti, ma soprattutto i criteri per rilevare i modi con cui si accerta. E qual è la cosa interessante di questo PIAO che ci fa ben sperare? Quindi l'attenzione all'organizzazione, e poi
insomma, è veramente raro che a seguito di questo intervento normativo ci sono stati poi gli interventi attuativi immediatamente, cioè dicevo che questo piano è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, ma poi sono stati adottati un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del giugno 2022 che ha adottato un piano tipo e poi un DPR, il numero 81 del 2022, che individua tutti gli adempimenti assorbiti dal piano, quello che vi ho rapidamente menzionato prima. Quindi c'è tutta la normativa strettamente operativa, la legge, il DPR, il DM che dà l'indicazione e una, diciamo, controllo da parte del Ministero della Funzione Pubblica per indirizzare le pubbliche amministrazioni, perché noi nelle pubbliche amministrazioni italiane abbiamo delle grosse differenze culturali sotto il profilo gestionale anche per territorio. Abbiamo regioni eccellenti e regioni purtroppo meno eccellenti, quindi è importante questa organizzazione anche centralizzata nel rispetto delle autonomie, perché questo piano deve essere fatto da ogni singola amministrazione e gli obblighi sono pesanti, le conseguenze sanzionatorie sono pesanti. Perché? Perché coinvolgono sia la dirigenza, come diciamo incidendo sulla mancata erogazione della retribuzione di risultato, se è una responsabilità dei dirigenti non attuare il piano, ma la cosa più interessante, perché molto spesso è l'organo di indirizzo politico che è responsabile di alcuni ritardi, perlomeno secondo me, dell'amministrazione, ed è che quando un principio per il quale quando la mancata adozione del piano è responsabilità dell'organo di indirizzo politico, questo è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha impedito l'attuazione e quindi ha concorso alla mancata adozione del piano. E quindi questo è molto significativo, perché è una responsabilità individuale, personale dell'organo politico, che quindi non può trincerarsi dietro l'inerzia del dirigente, deve essere da stimolo, perché ci può essere anche una responsabilità concorrente. E quindi qual è la conclusione? Che da oggi, questo piano è operativo dal giugno del 2022, ogni amministrazione deve dotarsi di uno strumento unico di coordinamento che mette, sto leggendo proprio le indicazioni fornite dal Ministero, che mette in correlazione la programmazione dei fabbisogni di risorse umane espressi in termini di profili professionali e competenze, quindi vedete come il binomio è sempre molto stretto, alla sua programmazione strategica e a quella di valorizzazione del capitale umano. E la cosa interessante è che nasce collateralmente alla previsione del piano e sulla spinta del piano, tra i cui obiettivi di intervento è quello di allestire una nuova strumentazione programmatica utile a fornire all'amministrazione una efficace capacità di pianificazione strategica e di risorse umane e di conseguenza loro valorizzazione, perché c'è un intervento, un input legislativo. Dico input perché questo input chiama in gioco anche la contrattazione, è quello dell'articolo 1,1 del decreto legge 36 del 2022, che interviene e modifica l'articolo 6 ter, al di là di tutte queste appesantimento normativo, il TUPI del lavoro pubblico subisce quello che io definisco l'unica funzione che deve conservare oggi il legislatore: interventi chirurgici, a mo' di quello sulla progressione delle carriere, sull'articolo 52, su cui avete organizzato proprio una giornata
di riflessione, e anche in questo caso. E che cosa fa questo nuovo intervento? Vi leggo l'articolo 6 ter già prevedeva il potere del Ministro per la Pubblica Amministrazione, in concerto col Ministro dell'Economia, di adottare linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale. A questo riguardo il riferimento ai fabbisogni primari o emergenti di nuove figure e competenze professionali viene sostituito, e vi dico la terminologia utilizzata, da profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, e questo è l'aspetto forse più interessante, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione, relativa anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione di relativi finanziamenti. Qual è la chiave, la rilevanza? Che ci troviamo di fronte a un modello di classificazione che presuppone la nascita della cosiddetta famiglia professionale, cioè questa mix di conoscenze, competenze e capacità. Poi vedremo, ci ritorno sopra un attimo, spero che il tempo sia... Queste famiglie professionali che non sono definite soltanto in base alle conoscenze, perché questo è il vero limite sia delle modalità con cui si entra nella pubblica amministrazione, sia con quelle in cui teoricamente si cresce, ma anche alle competenze e alla capacità, caratteristiche delle posizioni da ricoprire, coerente, e questo è il binomio interessante, con le attese prestazionali di ciascuna amministrazione, cioè la collocazione professionale del dipendente deve anche essere in grado di supplire ai servizi che l'amministrazione pensa di dare, e quindi alle risposte. Noi sappiamo bene questo problema quanto sia grave, perché per esempio a livello dei comuni l'attuazione del PNRR trova delle difficoltà, perché molti comuni, soprattutto quelli più piccoli, non hanno le competenze necessarie per affrontare, per mettere in opera, per spendere i soldi. E quindi questa attenzione terminologica è significativo. Quindi questo criterio di classificazione che riguarda il concetto di competenze. Quindi mi fa piacere soffermarmi un attimo che cosa si intende per competenza. E qui ho desunto, insomma, una felice sintesi sempre da un rapporto curato dall'ARAN, uno dei volumi fatti dall'ARAN, che è stato anche recuperato dall'ultimo DM sulle linee da adottare appunto per la realizzazione del piano, e appunto dove si mette in evidenza che per una lettura del concetto di competenza è necessario fare riferimento a molteplici dimensioni che riguardano la posizione organizzativa e di lavoro in cui il singolo individuo è inserito, e dall'altro un insieme di capacità tecniche e trasversali che gli sono proprie o che lo stesso acquisisce nel contesto in cui è inserito e che sviluppa attraverso l'esperienza e il confronto sociale. Quindi, come si può vedere, cambia radicalmente l'attenzione a ciò che è chiamato a fare il pubblico dipendente. Le competenze, leggo ancora 3 righe, non si esauriscono nelle conoscenze acquisite o maturate nel tempo, ma consistono anche nel come le conoscenze vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro, e quindi nelle capacità, nelle abilità, nelle attitudini, e sono influenzate dai valori e dalle motivazioni che i singoli debbono possedere per interpretare in maniera efficace, flessibile e dunque dinamica il proprio ruolo nell'organizzazione. Sembra il paradiso terrestre per chi studia, sono parole che io ho voluto leggervi perché le ritengo oltremodo significative, per dire qui è arrivato, cioè è il controaltare del Covid, del dramma che stiamo vivendo, perché se a queste parole diamo concretezza noi avremo dei pubblici dipendenti meravigliosi. E quindi, però insomma ci sono, queste regole ci sono, e perché ci sono? Perché
Innanzitutto queste parole sono state fatte proprie anche dal DM del 2022 sulle linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali. Sono le regole che devono seguire le singole amministrazioni e quindi che hanno l'obbligo, come vi ho detto, di adottare. E poi indica possibili percorsi metodologici per definire le famiglie professionali e per individuare le ulteriori declinazioni delle stesse nei profili di competenza e nei profili dei ruoli. Qual è la cosa interessante? E così mi avvio, insomma, questo è l'ultimo, diciamo, segmento di riflessione, è che il contratto collettivo segue a stretto giro. Cioè, fatta la norma, fatta la legge, fatta questa riflessione, dato l'input alla contrattazione collettiva, il contratto collettivo delle funzioni centrali firmato il 9 maggio del 2022 ha fatto da apripista per tutti gli altri settori e porta a compimento, questo mi fa piacere dirlo, sottolinearlo, il patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale del marzo 2021, che sembrava uno di quei soliti accordi che restano lì diciamo a fare bella la pubblica amministrazione o il ministro che l'ha sottoscritto o i sindacati, ma poi non si concretizzano. Invece questo patto ha trovato una sua concretizzazione e attiva il sistema di classificazione che aveva trovato le sue linee qualificanti proprio nelle commissioni paritetiche la commissione paritetica istituite con la tornata contrattuale 2016-2018 e quindi noi abbiamo la novità di queste famiglie professionali che nasce con l'articolo 3, troviamo diciamo il concetto non definitorio, i criteri, perché poi la bontà di questo sistema è l'attenzione al dato concreto e vedremo anche qui il ruolo che ha la contrattazione di secondo livello. L'articolo 13 del contratto collettivo nazionale stabilisce che il sistema di classificazione è improntato a criteri di flessibilità funzionali, alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi, articolato in 4 aree, e sono aree appunto le famiglie, cioè operatori, assistenti, funzionari e elevata professionalità. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili, declaratorie che trovano la loro specificazione in un apposito allegato, e si prevede ancora che all'interno dell'area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro. Quindi queste famiglie funzionali accorpate, individuate secondo una scalettatura di queste 4 aree, poi sono ambiti professionali omogenei caratterizzate da competenze similari o da una base professionale di conoscenza in comune che però consente una diversificazione. E che cosa è interessante notare, cioè sottolineare? L'articolo 7 di questo contratto che devolve il contratto collettivo nazionale ha previsto espressamente che sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali. Questo è un passaggio molto importante perché il contratto nazionale diversamente da quello, è vero che dà delle linee generali, l'articolo 13 è l'allegato A, però poi la concretezza, lo spezzettamento all'interno di queste famiglie delle relative competenze è demandato alla contrattazione aziendale e su questo devo dire che l'ARANS, avendo secondo me un ruolo oltremodo significativo, e di pochi giorni fa gli orientamenti applicativi sono stati pubblicati, li trovate sul sito ARAN di 4-5 giorni fa, orientamenti applicativi condivisi
con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che danno proprio l'indicazione operativa sulle famiglie professionali. E per farvi cogliere, non abusare del tempo, la concretezza gestionale che stiamo avendo in questo periodo, perciò questo mi fa ben sperare. Se noi vediamo i capitoletti, come è strutturato l'ordinamento professionale definito dal CCNL, quindi spiega le 4 aree, poi cosa sono le famiglie professionali, e se si va a leggere si comprende la valenza, come concretamente possono essere costruite, anche con una esemplificazione. Io ho trovato anche personalmente per me, sono 4 pagine, non di più, ma molto utili, perché c'è un altro capitoletto, come vengono individuate le famiglie professionali, e quindi si fa l'esempio del funzionario della amministrazione e gestione come area di riferimento. All'interno c'è l'area funzionale e poi c'è come sottospecie il funzionario di amministrazione e gestione specialista paghe e contributi. Quindi è una modalità di suddivisione e si specifica che questa suddivisione è a scelta delle amministrazioni, cioè una volta fatta l'accorpamento macro della famiglia funzionale, le singole amministrazioni in sede di contrattazione integrativa possono decidere se hanno la possibilità o l'esigenza di spezzettare in singoli poi profili professionali queste competenze delle famiglie. E quindi, a mio modo di vedere, e poi c'è anche, per farvi toccare con mano l'interessante struttura di questo intervento, cosa deve contenere il contratto integrativo che definisce le famiglie professionali, e si specifica, non vanno pertanto indicate mansioni e attività da svolgere, ma le famiglie professionali e le competenze professionali richieste per operare nell'ambito di ciascuna famiglia. E poi c'è anche un altro aspetto interessante, una tempistica. Il contratto collettivo si è dato 5 mesi, perché? Perché bisogna adattare il vecchio con il nuovo, e quindi praticamente, se le cose vanno come devono andare, e penso che dal tipo di indicazioni offerte è presumibile che si arrivi a questo obiettivo concreto, noi avremo dal 1° novembre del 2022 una messa a regime del nuovo sistema di inquadramento, perché è stato previsto questo sistema, questa tempistica, e quindi mi consente questa diciamo conclusione di questo intervento. Mi sento di poter affermare, sulla base di questa ricognizione del dato normativo che ho tracciato brevemente, spero di essere stato abbastanza chiaro e non troppo confuso, ci sono tutte le condizioni perché l'attività lavorativa nel settore pubblico sia caratterizzata da un effettivo adeguato grado di professionalità, contribuendo così a realizzare quell'efficacia dell'azione amministrativa tante volte invocata, ma che fino ad ora non sempre realizzatasi. Mi sento di concludere con questa, diciamo, previsione positiva, perché dalla cadenza alla tempistica, il tipo di questi interventi adottati, forse siamo veramente, e la necessità centrale della riforma della pubblica amministrazione all'insegna dell'efficienza ci devono fare una valutazione positiva sull'effettività di questi sistemi. Io mi fermerei qui, se ho finito un po' tutto il quadro delle cose che mi ero prefissato di dirvi. Io ringrazio il professore Fiorillo che da par suo ha ricostruito uno scenario completo, suggestivo, su cui insomma ci sono molteplici spunti, ma soprattutto ha buttato la palla nel campo della collega Nicosia, nel momento in cui dice l'importante di affrontare la gestione. E quindi insomma siamo molto, molto curiosi di ascoltare la collega Nicosia.
io prima, siccome il professore Fiorillo facevo riferimento al clip dell'anno scorso, mi permetto di ricordare che tutti gli eventi dell'anno scorso sono disponibili online su YouTube di Uniudine, dove voi potete trovare i 10 incontri registrati. Questa era una notizia di servizio che dovevo dare, altrimenti sarei stato punito senza procedimento disciplinare dalla collega Zilli. Detto questo, ringrazio nuovamente il professore Fiorillo che ha detto poche volte parola competenza sul PNRR, 213 volte c'è nel PNRR, non calcolo che ho fatto io perché non sono stato in grado, però effettivamente questo è il tema, come dire, è il tema centrale, ma soprattutto il tema centrale è anche l'importanza di affrontare la gestione. Non mi ripeto, non rubo un altro secondo, lascio a Gabriella la parola, lo scenario e le slide che credo abbia già caricato. Grazie Gabriella e pronti ad ascoltarti. Grazie al professore Boscati, grazie Alessandro. Le prime battute sono di ringraziamento, doveroso, con piacere, con entusiasmo sempre. Lo dicevamo prima quando ci siamo incontrati in una dimensione diciamo un po' privata a 4 e abbiamo detto che è veramente un piacere, una dinamica di veicolazione di informazioni, notizie, riflessioni sulle riforme che è accattivante, quindi grazie per questo molto gradito invito alla professoressa Zilli, al professore Alessandro Boscati. Per me è poi un piacere particolare stare a questo tavolo virtuale con Luigi Fiorillo, con il quale mi trovo sempre in posizione del tutto complementare, cioè mi ha dato un assist perfetto per tutto quello che ho piacere di raccontare sul tema che mi è stato assegnato e dunque come sapete, come vi ha già detto il professore Boscati, che ringrazio per la bella presentazione, userò le slide anche perché alcuni pensieri ho piacere appunto di lasciarli così consacrati all'interno di parole scritte che poi naturalmente verranno messe a disposizione. Le prime parole sono le parole alle quali è partito anche il professore Fiorillo, evidentemente hanno colpito tutti noi quando abbiamo visto il susseguirsi della documentazione che ha caratterizzato diciamo la fase di fine pandemia, il momento immediatamente successivo, non ancora post pandemico, ma sicuramente con una luce fuori dal tunnel di attesa della chiusura dell'emergenza epidemiologica. I documenti che sono stati già citati, le linee guida del governo che ci lasciamo alle spalle, il patto con le parti sociali, il piano nazionale di ripresa e resilienza sono tutti documenti che indirizzano un focus su un tema a me particolarmente caro. Alessandro Boscati lo ha detto, questa attenzione ritrovata, forse mai così autenticamente cercata verso la persona, la troviamo come un filo rosso, le fil rouge che attraversa tutti questi documenti e che viene effettivamente consacrata in quelle parole ricordate anche da Luigi Fiorillo, per cui le persone sono la chiave del successo di qualsiasi politica pubblica, sono le gambe delle amministrazioni. Ma la documentazione che ha continuato ad evolvere su questi temi, e per me questa prima parte della mia relazione è diciamo una parte destinata all'introduzione poi dei temi che saranno specifici, cioè dell'attività manageriale gestionale in materia di professionalità, però questa è una precondizione, un quadro necessario dal mio punto di vista da declinare necessariamente. L'evoluzione appunto della documentazione su questo tema tiene in considerazione anche il PIAO di cui vi ha già parlato il professore Fiorillo, ma per quello che mi riguarda e per quello che ho intenzione di dirvi vorrei concentrare l'attenzione sull'obiettivo che il PIAO vuole raggiungere. Vuole utilizzare una progettazione strategica all'interno delle amministrazioni per la costruzione di valore pubblico. Quindi una grande attenzione non soltanto a quello che accade dentro, ma anche a quello che accade fuori degli apparati amministrativi. Quel concetto di customer satisfaction che un po' era stato sornione e silente in tutti questi anni e rispetto al quale invece lo schema del PIAO sembra molto interessato anche concretamente, effettivamente, una nuova traiettoria per le amministrazioni, cioè la gestione del capitale umano, delle persone
che stanno dentro le amministrazioni secondo strategie virtuose che sono proiettate alla costruzione di valore pubblico. Ma non è un valore pubblico asettico e scollato da quello che accade dentro gli uffici, e qui entra un altro dei temi a me cari, ma che mi pare tagli trasversalmente tutti i documenti che sono stati citati e che io nuovamente vi declinerò e vi racconterò. Il valore pubblico si raggiunge attraverso il valore di un buon clima organizzativo all'interno degli apparati, come sempre potrei dire, ma oggi ce ne accorgiamo più nel passato, l'interno, il modo in cui si vive all'interno delle amministrazioni, in cui si eroga la prestazione lavorativa, è strettamente collegato appunto come volano per la creazione di questo valore pubblico obiettivo necessario del PIAO, e quindi la creazione di un ambiente di lavoro attraente, tranquillizzante all'interno delle amministrazioni, che passa necessariamente anche per la soddisfazione e l'appagamento professionale di chi lavora dentro gli apparati, proiettata appunto alla creazione del valore pubblico di soddisfazione della collettività degli utenti. Il benessere di chi vive negli apparati è strettamente correlato appunto con la customer satisfaction di chi sta fuori e riceve l'azione amministrativa. La nuova Indiadi, che mi sembra caratterizzi un po' tutta questa documentazione, è proprio questo stretto connubio fra professionalità e programmazione. E la programmazione passa attraverso nuove logiche, che sono certamente più snelle rispetto a quelle della gerarchia che sicuramente abbiamo archiviato, ma delle vecchie logiche micro-organizzative, perché il PIAO appunto nell'articolo 6 della normativa introduce una, diciamo, modalità di confezione delle azioni amministrative che per la verità era stata richiamata qualche tempo addietro dall'ANAC rispetto alle attività del responsabile unico del procedimento, e che oggi troviamo come elemento sul quale si scommette per la buona riuscita, per la confezione di strategie virtuose di benessere e di rilancio della professionalità all'interno delle amministrazioni. Cioè si dice che la strategia di gestione del capitale umano, di sviluppo organizzativo e gli obiettivi anche mediante ricorso al lavoro agile, gli obiettivi formativi annuali e pluriennali finalizzati ai processi di pianificazione avvengono secondo le logiche del project management. E su questo spenderò qualche parola dopo nelle slide che seguiranno. E altre parole interessanti in questo articolo 6, che per me sono appunto il ragionamento che deve precedere poi l'analisi specifica delle norme che riguardano la professionalità, il bisogno di concentrarsi anche sulle modalità di valorizzazione, sull'esperienza professionale maturata, sull'accrescimento culturale di chi appunto si accosta a quell'evoluzione nella propria carriera, nel rilancio della propria professionalità all'interno degli apparati. Quindi la nuova Indiadi, programmazione e professionalità colorate da queste nuove logiche. È una nuova visione. E qui veniamo diciamo un po' al cuore del tema che mi è stato assegnato, un tema che è antico ma che viene rivisitato secondo appunto queste nuove dinamiche che stiamo scoprendo anche noi giuslavoristi, il bisogno di scommettere su manager del processo all'interno delle amministrazioni. Mi ha molto colpito qualche anno fa un'affermazione nella quale mi sono ritrovata, per cui spesso ci si concentra soltanto sulla legittimità dei procedimenti, come se questo fosse il fine dell'azione amministrativa, e si dimentica in effetti qual è la finalità di un certo procedimento. C'è stata sempre tanta attenzione al percorso della costruzione dei procedimenti, dimenticando o trascurando su quale potesse essere l'impatto di questi procedimenti e l'effetto sperato in tempi attesi. Questo in effetti è diciamo il vero fine a cui tende la logica del project management, cioè la partenza da una precondizione, quelli che io chiamo input, la costruzione di un processo che deve dare degli output.
che poi se viene inserito in un meccanismo sequenziale rappresentano poi la fase iniziale, cioè l'input della sequenza successiva. Quindi quell'output è dove porta l'azione amministrativa, in grado di creare valore pubblico, la customer satisfaction è stata veramente riempita di contenuti, una buona e virtuosa microorganizzazione, una buona e virtuosa gestione da parte del manager all'interno, del dirigente manager all'interno delle amministrazioni è servita a raggiungere quell'impatto nei tempi attesi? E questo è un po' il nuovo punto di vista su cui scommette il legislatore, chiamiamolo di ultima generazione. Il PIAO mantiene queste endiadi, questa vocazione appunto a scommettere sull'attività programmatica delle amministrazioni. Ha detto moltissimo tutto Luigi Fiorillo su questi temi. Io ricordo brevemente che il PIAO è, diciamo, lo strumento di programmazione di tutte le amministrazioni che dovrebbe assorbire e semplificare da questo punto di vista tutta l'attività di programmazione strategica che finora conoscevamo, il piano delle performance, il piano dei fabbisogni, il piano della formazione, il piano della prevenzione della corruzione, della promozione della trasparenza. Non è attività facile perché già molte parole sul punto si muovono e le amministrazioni sono chiamate a una sfida di non poco momento da questo punto di vista. Anche io sono molto curiosa di vedere tutto questo dove porterà e vedere se effettivamente i PIAO saranno confezionati rimanendo fedeli a quello che è la ratio della normativa. Sul punto naturalmente non basta leggere soltanto il decreto legge 80 del 2021, ma leggete il DPR 81 2022 che ha insomma introdotto le modalità di attuazione, il modo in cui effettivamente deve essere interpretato. Quindi ancora una volta i manager pubblici hanno un compito importante che poi è lo stesso di sempre. Con Alessandro Boscati ci siamo misurati e confrontati tante volte su questi temi. Lui mi ha rivolto molti aggettivi che hanno creato un'ansia, un'aspettativa, ma io potrei rivolgerli tutti pienamente anche a lui, studioso da sempre di questi temi, appassionato da sempre di questi temi, alla dirigenza. L'obiettivo di tutte le riforme dell'ultimo ventennio è indirizzato, cioè una dirigenza davvero responsabile, in grado di assumere consapevolmente la responsabilità della microorganizzazione e della gestione del capitale umano, perché, e qui cito una studiosa di diritto amministrativo con la quale mi trovo sempre in sintonia, la decisione autonoma che il dirigente assume è quella che veramente può fare la differenza e segnare una vera trasformazione dello stile, e quindi è ai manager, ai dirigenti, alle dirigenze delle amministrazioni che passa il testimone del successo o insuccesso di tutte queste straordinarie parole che ritroviamo in tutta la documentazione di cui abbiamo detto. Come farà il dirigente nella sua posizione di Giano bifronte, caratterizzata da quei due contratti di cui ci parlava anche Alessandro Boscati poco fa? È un datore di lavoro, certamente, un manager, quindi detiene il potere datoriale e il potere microorganizzativo, ed è su questi che si punta effettivamente, si scommette per la realizzazione di quel benessere, di quel buon clima organizzativo proiettato al rilancio della professionalità negli apparati, tutto quello che appunto prima ho declinato, ma è anche dal suo punto di vista un lavoratore subordinato che naturalmente ha delle aspirazioni di professionalità, no? Quindi eroga gestione, microorganizzazione proiettata al rilancio della professionalità, ma si attende a sua volta che la propria professionalità non venga mortificata e ha l'aspirazione naturalmente di evolvere attraverso il sistema degli incarichi di funzione dirigenziale. Quindi guarderò, diciamo, questi due aspetti del rapporto di lavoro dirigenziale tipico, proprio prendendo le mosse da quelli che sono i due contratti che lo caratterizzano: il contratto di accesso di base che lo caratterizza come lavoratore da questo subordinato, e il contratto di incarico che invece ce lo presenta nella sua dimensione di manager, nella sua dimensione, diciamo, di detentore del potere datoriale, microorganizzativo, gestionale all'interno delle amministrazioni. Il contratto di lavoro di base infatti determina, nel caso in cui venisse
diciamo tradito dalle sue obbligazioni fondamentali, determina quella che è la responsabilità per l'inadempimento tipica dei contratti di un lavoratore subordinato, quindi la responsabilità disciplinare invece dal contratto di incarico di funzione dirigenziale, quindi questo rappresenta il modo in cui si potrà reagire all'eventuale inadeguatezza dei manager sotto tutti i profili del rilancio della professionalità di cui abbiamo detto. Ecco, con il contratto di incarico di funzione dirigenziale si intercetta un altro tipo di responsabilità, che è appunto la responsabilità dirigenziale, quella che lo sanziona nella sua veste di datore di lavoro e di manager all'interno degli apparati. Naturalmente un unico atto può avere anche la capacità di intersecare le due tipologie di responsabilità, perché un'unica condotta può anche avere questa dimensione plurioffensiva. Fin qui l'avete capito, avrei piacere di ricordare quali sono le tre anime della posizione dirigenziale all'interno delle amministrazioni. Da ciascuna di queste ci si aspetta il raggiungimento di un particolare obiettivo di buona gestione, di virtuoso adempimento e soprattutto di virtuosa microorganizzazione, per tutte le ragioni che vi ho detto, perché la dirigenza organizza, programma e confeziona strategie e in questo suo ruolo manageriale deve interpretare uno stile di leadership virtuoso, quello di cui vi ho detto, quello che può fare la differenza, e quello che naturalmente ha un ruolo essenziale, centrale all'interno dei nuovi meccanismi di rilancio della professionalità e all'interno di quello che io considero un aspetto sistemico ormai imprescindibile, che è quello della valutazione del personale. Ve lo dirò più avanti, la valutazione diventa un momento sistemico centrale in materia di professionalità, perché la ritroviamo in tutti i passaggi legati appunto a quelli che sono i momenti delle progressioni, legati al momento del conferimento delle posizioni organizzative. Il dirigente che detiene un ruolo centrale in ciascuno di questi momenti sistemici ha naturalmente appunto una funzione essenziale che stabilirà il successo oppure no delle strategie oppure no. E d'altra parte adempie a quelli che sono gli obblighi che nascono dal contratto di lavoro di base, e su questo già mi pare che mi sono sufficientemente dilungata. Dunque, per la dirigenza si potrebbe ipotizzare la possibilità di introdurre, proprio per responsabilizzarla, torno alla slide dalla quale sono partita, la dirigenza proiettata e responsabilizzata anche ad introiettare, a implementare negli apparati virtuose strategie di successo sotto il profilo appunto del benessere del capitale umano, della soddisfazione che passa attraverso il coronamento delle aspirazioni di professionalità. È possibile far rientrare all'interno degli obiettivi anche di comportamento la cura del capitale umano sotto questo profilo? La valutazione come momento centrale del sistema può avere anche questo aspetto? Certamente sì, è diciamo una risposta facile da dare. Cercherò di spiegare il perché e come si è evoluto il sistema anche sotto questo aspetto. Ancora, prima di entrare nel merito appunto degli aspetti che caratterizzano la professionalità e di cui il dirigente è diciamo il principale attore, diciamo colui che è depositario della strategia di successo di questo cambiamento atteso e sperato, ricordiamoci sempre che abbiamo due luoghi in cui si confezionano le strategie. Un luogo che resta quello della macroorganizzazione proiettata, funzionalizzata al vincolo di scopo e quindi dominata dagli atti di diritto amministrativo, e rappresenta un po' quello di cui ci parlava prima Luigi Fiorillo, la progettazione delle vecchie dotazioni organiche, oggi appunto la programmazione dei fabbisogni di personale. È un luogo invece in cui vengono confezionate le strategie gestionali, che sono quelle che mi toccano più da vicino, in quanto sono quelle che vedono il dirigente come attore principale, perché questo è il luogo in cui si assumono quelle decisioni che possono fare la differenza, e sono quei luoghi dominati dagli atti di natura giusprivativa
progettistica meramente finalizzati, in quanto solo orientati al raggiungimento del vincolo di scopo, ma non direttamente funzionalizzati, secondo la nozione sintetica di funzionalizzazione costruita da Andrea Orsi Battaglini e poi rilanciata da Massimo D'Antona durante la costruzione della seconda privatizzazione del lavoro pubblico, e questo è il luogo, il piano dell'adozione degli atti con i poteri del privato datore di lavoro è l'ambito in cui deve essere data attuazione a quella cura della professionalità dei lavoratori. Qui il dirigente si gioca una partita di non poco momento, perché è qui che potrà scattare la sanzione per inadeguatezza manageriale, per non aver confezionato strategie eccellenti che sono state in grado di determinare il benessere organizzativo all'interno degli apparati. Ricordiamolo, volano per quel valore pubblico che si vuole produrre al di fuori degli apparati, ma anche nel caso in cui non sia stato in grado di prendersi cura del capitale umano attraverso il rilancio della professionalità dei propri collaboratori. Mi piace ricordare sempre, appunto, parliamo di benessere organizzativo, ci sono molti studi sullo stress sui luoghi di lavoro, dimostrano che alta è la percentuale di stress laddove c'è una mancanza di chiarezza sui ruoli e sulle responsabilità, e che effettivamente fra le cause più comuni di stress ci stanno e sono ravvisate, appunto ce lo dice un sondaggio di opinioni dell'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro. Appunto la riorganizzazione del lavoro è uno dei luoghi in cui è possibile registrare una percentuale altissima come fattore di creazione di uno stress, quello che proprio un dirigente nella sua veste di manager dovrebbe ridimensionare e neutralizzare. E che sia adesso un dovere, questo lo chiede anche il legislatore del 2010, introducendo una novella nell'articolo 7, ne ho parlato molte volte, lo ricordo, nell'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001 si dice che le amministrazioni garantiscono un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo. Questa è una stampella che può essere certamente accostata al tutte le norme che sin qui abbiamo declinato, perché se c'è una proiezione sistemica alla costruzione di valore pubblico attraverso il valore del capitale umano, e se c'è da un'altra parte dell'ordinamento un'imposizione di una garanzia alla costruzione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, abbiamo anche degli strumenti di effettività sistemica normativa affinché il raggiungimento di quell'obiettivo possa essere effettivamente consacrato. Nel 2013 c'è un DPR che naturalmente conteneva le indicazioni dei codici di comportamento, che aveva rafforzato questa predisposizione e questa garanzia del benessere nei luoghi di lavoro. Io lo rispolvero sempre perché contiene delle parole importanti e possono essere rilette le norme passate alla luce e indossando le lenti dell'attualità e le lenti appunto dell'attuale contesto normativo. E il fatto che ci sia un articolo che dispone che il dirigente cura compatibilmente con le risorse disponibili il benessere organizzativo, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali, ma che sia soprattutto dedicato alla formazione e all'aggiornamento del personale, significa che già il legislatore aveva intuito l'importanza di questa predisposizione della dirigenza alla attenzione al capitale umano, alla cura del capitale umano attraverso appunto la cura della formazione e dell'aggiornamento del personale. E ricordiamoci che l'inosservanza appunto dei codici di comportamento poteva attivare anche la responsabilità disciplinare.
Quindi il benessere professionale nelle strategie virtuose della dirigenza come un benessere che passa attraverso l'affermazione professionale che noi possiamo trovare declinato ad esempio nel conferimento delle posizioni organizzative secondo i canoni della buona fede e correttezza comportamentale, ma soprattutto nella fase della valutazione dei propri collaboratori e della propria squadra, perché la valutazione, come vi dirò, è un crocevia sistemico fondamentale per i lavoratori, perché dalla valutazione deriva la possibilità di percorrere concretamente il percorso di crescita professionale, e quindi nella valutazione il leader, il dirigente nelle amministrazioni deve porre in campo tutte le attenzioni e tutta la buona fede e correttezza comportamentale possibile, perché è proprio lì che si gioca la partita più importante. E quindi ho diviso, ho ancora del tempo, vero Alessandro? Ho ancora del tempo. Ho diviso in due parti. Questa per me era la premessa necessaria per riempire di contenuti le disposizioni e la lettura delle disposizioni che guardano alla dirigenza come depositaria del potere di gestire la crescita professionale dei propri collaboratori, della propria squadra. Quindi il dirigente nella sua veste di manager e di datore di lavoro. I punti che trovate qui declinati nella slide vedono il ruolo centrale della dirigenza in questa sua veste manageriale, l'esigibilità delle mansioni all'interno delle aree e delle nuove famiglie professionali, quindi il restyling dello ius variandi che vede in prima linea la posizione della dirigenza, il conferimento delle posizioni organizzative che sono ancora un momento previsto e anzi rilanciato proprio in tutte le disposizioni di recente, di ultima generazione, che vede appunto il ruolo centrale della dirigenza, le progressioni, anche queste rivitalizzate, rinverdite anche dalle ultime disposizioni di cui ci parlava il professore Fiorillo, e fino ad arrivare alla creazione di questa nuova categoria delle elevate professionalità all'interno anche del contratto collettivo per funzioni centrali, ma in tutte appunto le amministrazioni troveremo le elevate professionalità che prima conoscevamo dentro le amministrazioni universitarie, che invece adesso ritroviamo e ritroveremo un po' dappertutto. Anche per le elevate professionalità il ruolo della dirigenza è centrale, perché anche in questi ambiti la valutazione taglia trasversalmente tutto quello e rappresenta quel crocevia sistemico per nutrire e per riempire di contenuti un'aspirazione di crescita professionale. Vado velocemente sulle novità della classificazione del contratto 1921. Perché appunto Luigi Fiorillo ha già detto moltissimo. Troviamo le aree sulla destra: operatori, assistenti, funzionari, elevate professionalità, ma alle quali corrispondono 4 differenti livelli di conoscenze e abilità e competenze professionali, e su queste, dentro le aree, vengono individuate delle declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. E poi viene stabilita l'equivalenza e la fungibilità delle mansioni all'interno dell'area. Sono esigibili, non era un concetto del tutto nuovo. Io mi ricordo un vecchio contratto collettivo, proprio il primo contratto collettivo delle amministrazioni locali post contrattualizzazione anni 1997-98, dove alcune parole erano state interpretate in questo senso, proprio perché queste pareti troppo rigide spesso non rendevano semplice l'attività di gestione all'interno delle amministrazioni locali. Qui viene dichiarato a grandi lettere all'interno dell'area si ha l'equivalenza e la fungibilità delle mansioni, e quindi il ruolo importante della dirigenza nell'esercizio appunto dello ius variandi, perché ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e quelle equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento. Immaginiamo quanto benessere organizzativo e quanta difficoltà nel creare ambienti di lavoro attraenti tutte le volte in cui sarà azionato
lo ius variandi secondo appunto questa nuova formula, e certamente avremo molte cose da osservare, molte cose su cui scrivere in futuro. Fra gli orientamenti applicativi condivisi appunto, che troviamo sul sito dell'ARAN, citati già da Luigi Fiorillo, relativi appunto al contratto collettivo del comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022, viene posta un'attenzione sul fatto che è importante che le famiglie professionali siano definite con un perimetro sufficientemente ampio, tanto da ricomprendere al loro interno una pluralità di posizioni di lavoro più specifiche, e in questo modo si favoriscono percorsi di mobilità e di sviluppo all'interno dell'organizzazione. E io ho aggiunto che in questi percorsi di sviluppo è certamente prevedibile un ruolo importante della dirigenza nella sua veste manageriale. E tutto questo naturalmente in relazione a quelle che potranno essere le esigenze organizzative dell'amministrazione di riferimento. Come vi dicevo, siamo perfettamente complementari con Luigi Fiorillo, ci ricordava il ruolo della contrattazione integrativa nella sua possibilità ed eventualità che arricchisca, integrando, come nella sua naturale vocazione, quella che è la declinazione di quelle che sono l'individuazione delle famiglie professionali e le relative competenze professionali. E ricordiamoci che ai tavoli di contrattazione integrativa si siede la dirigenza, e quindi il ruolo del dirigente all'interno dei tavoli negoziali avrà delle ricadute di non poco momento sulla vita professionale di chi lavora all'interno di quella determinata amministrazione. Quindi io indirizzo un focus sulla contrattazione integrativa, ma perché mi interessa il ruolo del manager, del dirigente manager all'interno delle amministrazioni come negoziatore seduto ai tavoli appunto delle trattative. Managerialità e posizioni organizzative. Le posizioni organizzative che conosciamo ravvisano e lasciano emergere un ruolo importante nella dirigenza, perché appunto le amministrazioni, questa è la nuova edizione delle posizioni organizzative, sulla base dei propri ordinamenti in relazione alle esigenze organizzative, possono conferire ai dipendenti dell'area di funzionari effettivamente in servizio incarichi a termine di natura organizzativa. Non si tratta di una categoria di inquadramento, e sono incarichi che vengono conferiti a termine e vedono un ruolo di importanza per la dirigenza, perché in questo caso saranno sarà il volano, la dirigenza della patente conquistata dall'aspirante alla posizione organizzativa, perché anche la valutazione ha un ruolo centrale, e la valutazione dei risultati di attività svolte ai dipendenti avviene annualmente, e poi in ogni caso rappresenta una precondizione e anche un momento sistemico dal quale può derivare la revoca dell'incarico medesimo. Sono conferiti dai dirigenti, e quindi al momento del conferimento della posizione organizzativa, che certamente è una posizione molto ambita di responsabilità, certamente il dirigente dovrà far ricorso a tutte la sua potenzialità di manager di leader giusto, che sa improntare i propri comportamenti a quelli che sono i canoni della buona fede e della correttezza comportamentale. Io dico sempre che la valutazione ha una centralità sistemica, perché, come vi dicevo, il dirigente gestisce con un personale stile di leadership, individua strategie, decide che tipo di leader essere, se fare appello appunto a quelli, introiettare quelli che sono i canoni della buona fede e della correttezza comportamentale, essere un leader giusto, un leader che sente la temperatura delle persone, che sa comportarsi secondo anche i canoni del buon padre di famiglia, che quindi sa conferire le posizioni organizzative nel rispetto di tutti questi canoni di matrice privatistica, ma la valutazione è anche un luogo in cui è possibile far emergere
queste doti di leadership. È un luogo in cui, se ben affinato e ben costruito, è possibile premiare o sanzionare la dirigenza che non abbia voluto accostarsi all'approccio del buon padre di famiglia o che non abbia voluto improntare i propri comportamenti a uno stile di leader basato sulla buona fede e correttezza comportamentale. E questo ce lo ricorda, l'importanza della valutazione, ce lo ricorda anche il DL 80 del 2021, ne riconosce la centralità strategica all'articolo 6.2 lettera A. Crea proprio quel legame tra la costruzione delle strategie dirigenziali manageriali all'interno degli apparati, collegandole alla performance organizzativa. Cioè viene detto all'interno di una norma che è importante che nella programmazione si definiscano gli obiettivi programmatici e strategici della performance, ma collegati anche con quell'impatto che si avrà al di fuori degli apparati, con degli apparati appunto dando rilievo a quella customer satisfaction di cui vi ho detto all'inizio. Naturalmente di questa slide ricordo soltanto l'importanza di rinsaldare il rapporto di fiducia e di reciproco affidamento che passa proprio attraverso il riconoscimento del valore dei propri collaboratori, anche per quanto riguarda il lavoro agile che ormai è stato introiettato in molti luoghi, al quale si continua a fare ricorso, sebbene siamo in una fase di superamento e post-emergenziale, siamo fuori dall'emergenza epidemiologica, ma il lavoro smart è rimasto in alcuni casi. Nel momento in cui si ricorre al lavoro smart, la centralità anche della valutazione come momento in cui il leader può, il dirigente nella sua veste manageriale ha la possibilità appunto di premiare oppure no il lavoratore a distanza nella sua attività smart, se è riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi che erano stati ex ante assegnati. Come valuta il dirigente i propri collaboratori? Sono canoni di buona fede e correttezza comportamentale che vi ho detto molte volte anche anticipandoli, e tutto quello che deve caratterizzarlo in questa fase è esattamente rappresentato qui, perché sulla creazione di un buon clima organizzativo da parte del dirigente che sa valorizzare le competenze e la professionalità della propria squadra, mettendo in campo una valutazione onesta, conferendo posizioni organizzative e in maniera secondo buona fede e correttezza comportamentale, o comunque mettendo in campo tutti quei comportamenti impeccabili attraverso strategie virtuose di gestione del personale, soprattutto quelle che impattano sulla professionalità dei propri collaboratori. Questo è il segreto del raggiungimento di una buona azione amministrativa, di una buona amministrazione, della friendly administration. Sempre quindi rispetto alle posizioni organizzative ricordiamo alcune pronunce della giurisprudenza, proprio perché il ruolo della dirigenza è un ruolo centrale nel conferimento, vengono attribuiti sulla base di una valutazione necessariamente discrezionale. Io non amo molto fare riferimento alla categoria della discrezionalità perché mi ricorda gli atti amministrativi, invece io cerco sempre di rimanere sul piano della microorganizzazione, quell'articolo 5,2 di cui vi ho parlato. Sono un'affezionata della lettura pan-privatistica. Alessandro, ti vedo, ho ancora qualche minuto o esorbitato? Posso andare? Va bene. Quindi ancora qui si configurano appunto come incarichi che hanno questa connotazione, potremmo dire, basata sul carattere fiduciario, ma di fiducia non può essere arbitrio naturalmente per tutte le regole che abbiamo visto declinate, ma certamente il dirigente dovrà fare ricorso a quei canoni di buona fede, correttezza comportamentale, le buone valutazioni riportate precedentemente, e sicuramente la giurisprudenza ne terrà conto. Managerialità e progressioni. Cerco di andare veloce perché ho ancora alcune cose da dirvi verso sul finire, proprio sulla dirigenza nella veste di lavoratore, di aspirante appunto alla propria affermazione professionale. Le progressioni vengono rivitalizzate.
vengono rivitalizzate e lo vediamo attraverso, ho fatto una sintesi di tutte le norme che ci possono interessare, lo vediamo sia nell'articolo 23 del decreto legislativo 150 del 2009 che fa riferimento ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, il nuovo articolo 52 novellato, anche questo fa riferimento ai risultati conseguiti attraverso l'attribuzione di fasce di merito. E poi la contrattazione collettiva, le due norme che possiamo leggere attualmente per le funzioni locali e per le funzioni centrali, quando parlano di progressione fra le aree, vedono la valutazione come un crocevia sistemico, in quanto si deve fare riferimento per appunto le progressioni fra le aree alle ultime 3 valutazioni disponibili in ordine cronologico, dice il contratto collettivo nazionale funzioni locali, oppure una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente gli ultimi 3 anni in servizio nell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale delle funzioni centrali. Quindi questo a dimostrazione di quello che vi avevo in qualche modo anticipato, il dirigente valutatore dei propri collaboratori ha una responsabilità importante, perché dalla valutazione deriva la possibilità di accedere a questi metodi e a questi modelli di avanzamento e di crescita professionale all'interno degli apparati. Valutare bene per costruire benessere organizzativo, per costruire un buon clima organizzativo. Le valutazioni poco oneste, le valutazioni non basate sulla correttezza comportamentale rischiano di mortificare e di non rendere efficace tutto il sistema e funzionante tutto il sistema. E non dimentichiamo appunto i dettami dell'articolo 6 e le indicazioni dell'articolo 6 sul PIAO, perché appunto è necessario prevedere, oltre alle forme di reclutamento ordinario, le percentuali di posizioni disponibili nei limiti stabiliti a legge destinate alle progressioni di carriera del personale, anche tra le diverse e le modalità di valorizzazione a tal fine delle esperienze professionali maturate e dell'accrescimento culturale conseguito, ovvero la cura del capitale umano. Non può dismettere queste logiche, perché questo rappresenterebbe un tradimento di quei canoni di buona fede e correttezza comportamentale della costruzione di tutto il bagaglio necessario per accedere appunto a questa evoluzione. Ho dei metodi per rendere effettivo il sistema. Abbiamo detto quindi che il dirigente è un manager del processo, è depositario di poteri gestionali e microorganizzativi importanti, è custode della valutazione della propria squadra, ma per una valutazione che sia onesta, sincera e di buona fede, ho la sede della verifica, che è rappresentata dal ciclo di gestione della performance, che è il luogo nel quale ho la possibilità di far emergere le sue doti di leadership e anche di valutatore. La valutazione infatti è una sanzione fisiologica del sistema, dalla quale poi può derivare un eventuale aggravio che rappresenta una risposta patologica dell'ordinamento, che è appunto racchiusa nell'articolo 21 del decreto legislativo 165 del 2001. C'è la norma che sanziona l'incapacità manageriale anche nell'avere appunto confezionato strategie poco virtuose. Bene. Vado veloce allora, perché mi dicono che ho poco tempo. Quali allora le garanzie nell'ambito di una valutazione virtuosa? Un'adeguata procedimentalizzazione, lo abbiamo imparato anche e soprattutto dal background del lavoro privato, quindi un'individuazione ex ante degli obiettivi, il coinvolgimento del valutato nella procedura della valutazione, audizioni con cadenza temporale, in corrispondenza alla redazione del report, cioè tutte quelle misure di buona fede e correttezza comportamentale che possono non far vivere la valutazione come un'ispezione che tutto sommato hanno anche la possibilità di renderla abbastanza trasparente e abbastanza visibile anche agli occhi e soprattutto agli occhi del valutato.
Faccio sempre una premessa: tutte le regole della valutazione le troviamo racchiuse all'interno del sistema di misurazione e valutazione delle performance, che è un atto di macroorganizzazione, quindi tutte le storture del sistema di misurazione e valutazione delle performance sono conosciute dal giudice amministrativo. Il percorso valutativo dei dirigenti, dei propri collaboratori, ha invece natura privatistica e tutte le eventuali doglianze sono certamente conosciute e conoscibili dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Quando la valutazione non è costruita secondo buona fede e correttezza comportamentale o nel rispetto della procedimentalizzazione necessaria o non è sincera, abbiamo detto che ha tante importanti ricadute sul piano delle aspirazioni professionali dei collaboratori. Lo abbiamo visto per le progressioni, lo abbiamo visto per il conferimento delle posizioni organizzative, lo vediamo in tutti i passaggi sistemici. Quindi il ciclo di gestione della performance è il luogo in cui si può registrare l'incapacità manageriale ed eventualmente sanzionarla. Alcuni giudici già si sono pronunciati in questo senso sull'illegittimità, per esempio, delle schede di valutazione. Qualche pronuncia si registra sul piano giurisprudenziale, ve le lascerò allegate alle mie slide e poi rinvierò allo scritto, così come una Corte dei Conti, la sezione giurisdizionale per la regione siciliana, che appunto ha considerato arbitraria e ragionevole una decisione di un'amministrazione di conferire le posizioni organizzative, la retribuzione di risultato, quando mancavano alcuni presupposti fondamentali per la valutazione. Velocemente, managerialità ed elevate professionalità. Abbiamo detto che mimano le dinamiche del rapporto di lavoro dirigenziale. Anche qui ci troviamo di fronte appunto a un incarico che viene valutato con i criteri e le procedure del sistema di valutazione di performance adottato dall'amministrazione. Ancora una volta la centralità del ruolo dirigenziale secondo quei criteri di cui vi ho detto. È interessante la norma, la prima affermazione, che ai fini del conferimento degli incarichi le amministrazioni tengono conto delle competenze professionali possedute anche in relazione a quelle richieste nelle posizioni da coprire. Un po' quello che ci evoca il sistema del conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali di cui l'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001. In ogni caso, anche per le elevate professionalità, il momento sistemico della valutazione resta centrale e il potere della dirigenza nella sua veste manageriale e datoriale è altrettanto evidente. L'assegnazione appunto resta certamente nelle mani della dirigenza. Le elevate professionalità pretendono una programmazione. Qui appunto il mio ragionamento voleva essere circolare. Se l'endiadi dalla quale siamo partiti era proprio quella che vedeva come uno dei due termini dell'endiadi la programmazione, qui appunto in questo orientamento applicativo che potete trovare tranquillamente sul sito dell'ARAN, si fa riferimento al bisogno di un'assunzione delle elevate professionalità, ma qui comprese anche le progressioni verticali, come avviene in tutte le assunzioni all'interno di una programmazione, di una progettazione ad ampia gittata, come avviene nel piano dei fabbisogni. E quindi l'importanza e il ruolo centrale della dirigenza, perché mi ha colpito questo fatto che la programmazione, si dice in questo orientamento applicativo, possa avvenire anche con atti di microorganizzazione. Ogni qualvolta noi parliamo di microorganizzazione agganciamo il ruolo centrale sempre delle dirigenze e su questo certamente faremo delle ulteriori riflessioni. Vado velocemente verso la conclusione. Il dirigente aspira, quindi lì in tutte le slide che ho proiettato finora, il dirigente è dispensatore di professionalità, custode del benessere organizzativo, detentore dell'obbligo, perché sono andata veloce su quella slide, ma l'obbligo di buona fede e correttezza comportamentale è possibile esigerlo, quindi verso l'alto in una dimensione bottom up è possibile esigerlo attraverso il ciclo di gestione della performance. Il dirigente verso il dipendente non può esigerlo verso il dirigente, ma è la stessa amministrazione che può verificare lo stile di leadership della dirigenza e se effettivamente è stato un buon stile di leadership virtuoso. E quello è, diciamo, il dirigente in quella prima veste.
naturalmente ha la sua aspirazione a fare carriera, ad avere incarichi prestigiosi, incarichi che trascinano con sé posizioni di non poco momento, anche sotto il profilo economico, e qua da sempre resiste quel passaggio essenziale di quella che all'inizio tutti noi primi commentatori di quella norma, dell'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001, nell'immediatezza della contrattualizzazione, abbiamo detto: ma se la norma dispone l'inapplicabilità dell'articolo 2103 del Codice Civile al passaggio, al conferimento degli incarichi, al passaggio ad incarichi diversi, e allora noi abbiamo una equivalenza presunta, cioè non abbiamo una presunzione di ius et de iure di una di un'assenza di demansionamento della dirigenza. Quindi ed è una norma inderogabile, lo diceva poco fa Luigi Fiorillo, non viene dato uno spazio, una sorta di tetto normativo che viene identificato. E anche per la dirigenza la centralità della valutazione come lascia passare per i futuri incarichi, perché la norma anche qui individua le valutazioni precedenti come una patente per sorreggere l'aspirazione al conferimento di successivi virtuosi incarichi. Sempre l'articolo 19 infatti individua come elemento centrale per la managerialità responsabile e come volano appunto per il rilancio della sua professionalità. Mi scuso se sono andata oltre i tempi, per tutto quello che non sono riuscita a raccontarvi rinvio alle slide che potranno essere certamente messe a disposizione, e poi al testo scritto che Alessandro Boscati e Anna Zilli hanno già preannunciato e al quale mi farà molto piacere prendere parte. Grazie. Grazie Gabriella, bellissima e densissima anche la tua relazione. Ho dovuto un po' comprimere perché se sforiamo altrimenti veniamo valutati negativamente, e credo, no, ma dire, l'elemento fondamentale, se posso tracciare un elemento, Gabriella ci ha detto che la professionalità del dirigente passa anche attraverso la valutazione della professionalità dei dipendenti e la valutazione degli stessi. Dopodiché ha evocato questa parola valutazione, su cui io mi fermo perché sono veramente d'accordo che è l'ortocentro del sistema, ma sull'effettività di cui il professore Fiorillo poneva l'attenzione, cioè l'effettività è la parola, è il grande assente, diciamo, in tutto questo discorso. Dopodiché sia Gabriella sia Luigi fanno riferimento al Piao in termini più positivi di Luigi che Gabriella, però insomma, e io sono affezionato al Piao, cioè vuol dire, io ci credo nel Piao, cioè nel senso che non tutti siamo in questa, perché credo che sia una scommessa vincente, cioè nel senso che c'è un elemento di valorizzazione. Dopodiché, come prima Luigi l'ha richiamato, lo richiamo anch'io, come diceva Massimo D'Antona, le norme camminano sulle gambe degli uomini e delle donne, vi aggiungo, ok? E quindi questo è il dato importante, perché da entrambe le relazioni cosa è emerso? Che le norme ci sono, le norme vanno fatte girare. Dopodiché questo incastro, e nella slide di Gabriella questo incastro non si chiudeva fino in fondo nel disegno, no? E questo vuol dire era molto suggestivo, come per dire, sono questi elementi, insomma, cerchiamo di combinarli. E quindi le sfide alle quali noi siamo chiamati ad essere in qualche misura, non voglio dire protagonisti, ma investiti, sono sicuramente di rilievo. E l'altro elemento che è emerso in entrambe le relazioni è l'importanza del tema organizzativo, perché questo è l'altro elemento fondamentale. E allora credo che nella competenza del dirigente ci debba essere anche, come peraltro è emerso, con una forte accentuazione a questo aspetto. Cioè, la mia impressione, poi dopo insomma penso male, faccio peccato, ma cosa ci prendo, è che molte volte il dirigente si fa trascinare agli eventi più che governarli, per tanti motivi. E un altro aspetto che Gabriele evocava era il tema della partecipazione sindacale, che è un bellissimo tema che va governato nel senso che c'è un tema di esondazione che per tanti motivi deve essere governato, nel senso che insomma, le amministrazioni non sempre sono pronte
a questo. Dopodiché la sfida, vuol dire, importante, il professore Fiorillo ricordava il ruolo che il contratto integrativo può avere, e questo è fondamentale per quanto riguarda le famiglie professionali. C'è grande aspettativa, contratti collettivi integrativi che non sempre insomma, si sono mossi nella giusta direzione. In una ricerca che abbiamo fatto con il compianto professore Bordogna, che voglio ricordare anche oggi, al quale abbiamo dedicato i volumi sul reclutamento, perché mi sembrava doveroso, proprio emerso questo aspetto, cioè che i contratti integrativi sono andati in ordine sparso, troppo sparso. Allora, se l'ordine sparso è un ordine sparso per far proprie le esigenze, sono d'accordo con Luigi Fiorillo, benissimo. Se sono in ordine sparso per rispondere ad altre esigenze, diventa molto pericoloso, perché c'è quell'effetto di trascinamento. Dico una cosa banale, però una cosa banale, ma che vuol dire che rientra nei contesti. Detto questo, perché voglio stare nel tempo, altrimenti io vengo sanzionato, lo ripeto, senza procedimento disciplinare, poi è legittima la sanzione, ma intanto viene applicata dalla collega Zilli. Lascio a lei, ringrazio nuovamente il professor Luigi Fiorillo e la professoressa Gabriele Nicosia per questo regalo che sono fatto oggi, queste due bellissime lezioni. Mi scuso con entrambi, no, veramente, cioè io, chi mi conosce sa che purtroppo dico le cose che penso sempre. Detto questo, lascio alla collega Zilli per, come dire, per la chiusura della giornata. Grazie anche del pomeriggio, anzi. Grazie ancora davvero. Grazie. E mi ritaglio questi ultimi istanti per alcune informazioni di carattere operativo. Come facciamo sempre, ogni clip ne lancia un altro. Non vado a chiudere, però prima di aver sinceramente e onestamente il desiderio di ringraziare i nostri relatori di oggi, relatrice e relatore, perché ci hanno fatto davvero entrare nella materia e mi sembra che ci siamo entrati dalla porta principale. Davvero grazie. Gli incontri di clip di quest'anno vanno come sempre vagando da ateneo ad ateneo. Oggi siamo stati a Milano con la professionalità nel pubblico impiego, l'intervento introduttivo dal diritto alla qualifica, all'equivalenza e alle mansioni. Andremo a Bologna la prossima volta, il 9 novembre, e parleremo di inquadramento del personale nei nuovi contratti collettivi. Così verificheremo subito se quel 1° novembre che il professor Fiorillo ci ha promesso come D-Day dei nuovi inquadramenti sarà il giorno giusto. Grazie, buona serata a tutti e benvenuti allora a Clip 2022-2023.